Giornata storica e Cortina Milano ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026, l'annuncio poco fa a Losanna. Il dossier migliore ha battuto i timori dei pesi politici, dalla sostenibilità agli scenari dolomitici, la passione, la storia, la cultura e l'appoggio della gente a Cortina, grande festa in piazza. Ore di angoscia per Nicola Bertoli, il 24enne di Marga era sparito domenica nelle acque del Piave dopo aver trascorso la notte con gli amici. Portogruaro ha fatto cadere un motociclista ed è fuggito senza prestare soccorso inseguito. Il pirata è stato preso dai carabinieri. Noi non molliamo mai e questo ci permette di raggiungere gli obiettivi, a dirlo il presidente dell'Umana Reyer Federico Casarin a 2 giorni dalla vittoria dello scudetto. 24 ore di festeggiamenti per la vittoria dello scudetto Oro Granata, dal Tagliercio al Corteo Acqueo in Canal Grande per concludere a Mestre in piazza Ferretto. Celebrati stamane alla Giudecca i 245 anni della Guardia di Finanza, mafia, evasione e contraffazione sono le sfide maggiori da affrontare. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la grande vittoria di Cortina Milano che si sono aggiudicati questa sera a Losanna le Olimpiadi invernali del 2026. Milano Cortina. È fatta. Il voto di Losanna apre ufficialmente il sogno di Cortina Milano. Vince il dossier migliore, vince la sostenibilità, vince l'appoggio della gente e vince una candidatura che pone l'accento sulla sua multiforme offerta. Alle 18 l'annuncio atteso da oltre un anno, il percorso iniziato con quella che sembrava un'impresa impossibile, almeno all'inizio. In mattinata c'era stata la presentazione tecnica a porte chiuse, poi alle 13:50 voci, parole e immagini della delegazione svedese, per poi cedere il passo all'Italia. Da Antonio Rossi a Diana Bianchedi, tanti campioni dei 5 cerchi. Sul palco il duetto Zaia Sala. Il governatore del Veneto e il sindaco di Milano fianco a fianco spiegano in inglese. Abbiamo preparato giochi sostenibili sul piano ambientale. 20.000 volontari sono già pronti in nessuna città e il nostro stesso consenso popolare. Sarà un enorme privilegio poter rappresentare al mondo un patrimonio dell'UNESCO come le Dolomiti. I giochi grande occasione che daranno opportunità al nostro territorio. E poi il Premier Conte che sottolinea: il nostro progetto ha l'ambizione di dar vita a un'Olimpiade che coniughi sport, storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta Olimpica. Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare alle generazioni più giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un programma nazionale di formazione che educhi ai principi come il rispetto dell'altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità. Ciliegina sulla torta il videomessaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dice: in un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. Intanto scorrono le immagini di una candidatura che non ha eguali e che alla fine convince i membri del CIO. Da Losanna il verdetto fa scrivere una nuova pagina di storia. Avete visto la gioia del governatore Luca Zaia a Losanna, ma la gioia e la festa è grande anche a Cortina, quindi ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato che è lì per noi e ci racconta le emozioni di questa giornata. Grazie Valentina, grazie ai telespettatori del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Sono con Angela Menardi che è atleta paraolimpica ed è ampezzana. Allora intanto quanta soddisfazione? Indescrivibile, tantissima, non è che più la voce, l'ho persa tutta nei festeggiamenti. Poi per un atleta paraolimpica che cosa vuol dire questa assegnazione? Per me è doppia felicità, in primis perché l'abbiamo presa in casa, quindi è doppia, e poi che comunque per qualsiasi atleta, paralimpico o no, prendere le Olimpiadi in casa è il top, è il massimo. È più emozionante vincere una gara o prendere una candidatura come questa secondo lei?
Tutte e due, vincere la gara è cioè sono cose diverse, non le puoi paragonare. L'emozione comunque è tanta per tutte e due, mi batteva il cuore prima quando lo dicevano che l'avevamo prese. Senta, da Ampezzana è più una questione di sport o di skate? No, di sport, per me è di sport, puramente di sport, di paese, di cuore, di posto, guarda dove siamo. Voi avete avuto qui nel 1956, giusto, le Olimpiadi invernali l'ultima volta, questo ritorno che cosa significa? Guarda, io di quelle Olimpiadi ho visto le foto e i video, non c'ero, per fortuna ero un po'... ma sentiamo parlare sicuramente. Sì, certo. Beh, adesso è un'Olimpiadi diversa. Non lo so diversa perché all'epoca comunque erano Olimpiadi pulite, tra virgolette, secondo me, non era l'Olimpiadi business che c'è stato poi, che è diventato dopo. Adesso si torna forse a quella visione di Olimpiadi più pulita. Ecco, dopo le Olimpiadi ci saranno anche le Paralimpiadi perché arrivano 10 giorni dopo le Olimpiadi, giusto? Quindi poi siete voi di scena, ci sarà anche lei? Spero di sì, vediamo in che veste però, perché noi diversamente giovani, mettiamola così, col curling si potrebbe essere ancora atleti perché è uno sport che potresti praticare comunque fino a 80 anni, non è uno sport fisico, è uno sport molto mentale. Ci terrà sicuramente. Ci terrei sicuramente, però allo stesso tempo vorrei che ci fosse, cioè da atleta vorrei partecipare, da persona e componente della federazione mi piacerebbe che ci fossero altre donne che partecipino perché vuol dire che il movimento è cresciuto, che è subentrato qualcun altro magari anche di più giovane e se non parteciperò come atleta magari premierò qualcuno. Grazie, se non sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie, ciao. Grazie Lucio per aver raccontato questa giornata così importante a Cortina. Restiamo dunque a vedere i numeri del dossier di Cortina Milano 2026. Una candidatura, un dossier. Le carte che il Comitato Olimpico ha visionato prima ancora di rendersi conto con i propri occhi della bontà di Cortina Milano durante il Tour Veneto-Lombardo. Il dossier dunque, quello redatto e pronto già a giugno 2018, con numeri a supportare la validità di un sogno. A partire dalla sostenibilità, elemento chiave richiesto dal CIO. 380 milioni di investimenti in infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate da ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. 14 sedi sportive dentro 4 macro aree individuate, i cosiddetti cluster, Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme, per concentrare le manifestazioni competitive e non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. A Milano, hockey, short track e pattinaggio di figura. A Cortina lo sci alpino femminile, il curling, il biathlon, bob, slittino e skeleton. In Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle. In Val di Fiemme lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità e il trampolino. Nessuna nuova struttura permanente ad hoc se non ammodernamenti e lavori di rifacimento perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi la suggestione, cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. E per non lasciare poi il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti, mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni fanno squadra e lavorano insieme per il futuro dell'Italia si può arrivare in alto. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro commenta l'assegnazione di Milano Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. Il sogno olimpico sempre sostenuto da Venezia è realtà, ha concluso in una nota il sindaco Brugnaro. Ed ora passiamo alla cronaca, ore di angoscia per Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso nelle acque del Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta domenica mattina. Le ricerche sono riprese oggi, una quindicina di uomini al lavoro. Sono scuole di Vicenza,
L'ultima immagine di Nicola è quella in acqua sul Piave a Fagarè, una nuotata assieme ad un suo amico, poi ad un tratto è scomparso. Qualcuno l'ha visto arrancare ed ha allertato immediatamente i soccorsi. Sono partite così le lunghe ore di speranza e paura che non hanno mai lasciato i suoi amici rimasti lì sulla riva a guardare quel fiume che lo ha trascinato via. Angoscia Marghera a casa dei genitori del 24enne che in un attimo sono piombati in un incubo senza fine. Nicola era arrivato sulle rive del Piave sabato sera per una festa in Gorena, birra, musica, fuochi e divertimento. Poi la mattina il caldo ed il sole ha invitato i ragazzi a fare una nuotata. Il tuffo e poi il dramma che si è consumato in un attimo. Il 24enne è entrato in acqua con un suo amico. Quando quest'ultimo è tornato a riva si è accorto che Nicola non era più con lui. Una quindicina i vigili del fuoco sul posto. Continuiamo le ricerche iniziate ieri. Oggi con i sommostatori di Venezia e con un nucleo da Treviso di soccorritori acquatici stiamo continuando la ricerca rispetto a quello che era già stato fatto ieri e c'è stato qua anche il sorvolo per circa un'ora dell'elicottero di Venezia. Ricerche che sono continuate per tutta la giornata, ma più passano le ore e più le speranze si affievoliscono. In quel punto esatto, fra l'altro, la corrente è forte. Le ricerche sono abbastanza difficili per il semplice motivo che c'è una forte corrente, soprattutto dove la persona scomparsa si presume si sia gettata. Lì c'è una forte corrente che i sub stanno nuovamente scandagliando. Ore 9 a San Donà di Piave, tra l'incredulità degli automobilisti e pedoni, una donna ha deciso di gettarsi dal ponte della Vittoria. Fra i tanti passanti anche uno che stava passeggiando e si è tuffato senza timore nelle acque per salvarla. Adesso qua arriva la momenti concitati ripresi con un telefonino da una 32enne, Daiani Neves, che ha assistito a tutta la drammatica scena. Nelle immagini si vede quando l'uomo, da tutti considerato un eroe, ha trasportato a riva con grande difficoltà a causa delle forti correnti una donna di 55 anni che pochi istanti prima aveva deciso di buttarsi dal ponte della Vittoria sotto lo sguardo attonito di numerosi passanti. Appena la donna si è tuffata dal ponte, l'uomo, senza esitazione, ha deciso di immergersi nel Piave per cercare di salvarla. Al telefono Daiani Neves, testimone dell'accaduto. Era in mezzo al fiume questa signora che si cominciava a negare sull'acqua. A quel punto il ragazzo ha deciso di tuffarsi per andare a salvarla? Sì, a tuffare e cercato di portare su lei. Io ho detto mi do una mano perché in due il ragazzo era tanto stanco. Ho fatto i scatti e sono andata una mano io signora a tirare su lei. La signora ha detto qualcosa dopo? Vi ha ringraziato? No, non ha detto perché lei praticamente stava per svenire, stava malissimo, non riusciva a respirare, aveva bevuto tanta acqua e non riusciva a respirare. La 55enne una volta a riva è stata seguita dal personale del SUEN 118. Ora tutti si aspettano che a questo eroe venga riconosciuto il coraggio. Voleva trovare il ragazzo che è stato lui che ha fatto tutto. Quell'uomo ha salvato la vita a questa donna? Sì. Lui ha salvato la vita alla signora, sì, lui è stato che ha fatto tutto. Cioè ha riscattato la vita, lui che poteva anche lei tirare lui sotto in acqua, ma perché lei la signora era tanto abbastanza pesante, ho visto che lui era stanco, non ce la faceva più. Ci fermiamo per qualche istante di pausa e poi l'informazione veneziana ritorna su Antenna 3. Rocambolesco incidente a Portogruaro, riprendiamo con la cronaca. È fuggito dopo aver colpito un motociclista, ma il pirata poi è stato trovato dai carabinieri. Ha fatto inversione di marcia a bordo della sua auto tagliando la strada a un motociclista, un ventenne di Conegliano, che non riuscendo a evitare l'ostacolo si è schiantato sull'auto cadendo poi a terra. Domenica verso le 18:30 a Portogruaro. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a elevata velocità. Immediato l'intervento dei carabinieri sul posto, mentre un automobilista tentava di inseguire il pirata senza successo, ma riuscendo a prendere parte del numero di targa che ha permesso ai militari di risalire al proprietario, un 25enne residente in provincia di Pordenone. Giunti a casa sua, i carabinieri hanno trovato l'auto segnalata, con evidenti ammaccature compatibili con l'incidente.
Quindi hanno denunciato l'automobilista alla Procura della Repubblica di Pordenone per fuga del conducente in caso di lesioni personali e omissione di soccorso alle persone ferite. La patente è stata ritirata e l'auto sottoposta a sequestro penale, mentre si attendono gli esiti degli esami che accerteranno se il pirata della strada stesse guidando o meno sotto l'effetto di alcol o droghe. E in occasione della festa della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle fanno un bilancio di un anno di attività. Infiltrazioni della criminalità organizzata in Veneto, evasione fiscale, contraffazione sono 3 cardini dell'azione della Guardia di Finanza in regione. Gli elicotteri delle Fiamme Gialle attraversano il cielo sopra la caserma Tommaso Mocenigo della Giudecca, suggestivo scenario dei festeggiamenti veneziani per i 245 anni dalla fondazione di un corpo le cui origini risalgono al 1 ottobre 1774, con la costituzione della Legione Truppe Leggere voluta dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III. La festa della Guardia di Finanza è un'occasione per ricordare da un lato le operazioni condotte con successo negli ultimi mesi, dall'altro quelle che rimangono le criticità del territorio. La priorità storica della Guardia di Finanza è sempre la lotta all'evasione fiscale, in particolare l'evasione fiscale internazionale che pesa in misura percentuale piuttosto notevole. Poi i contrasti agli sprechi della spesa pubblica e voglio ricordare in particolare la lotta alla penetrazione delle cosche criminali nell'economia, che in questa regione tradizionalmente si è sempre pensato non fosse al pari di altre regioni, ma recenti attività di servizio hanno dimostrato che è una penetrazione che c'è e il dato più preoccupante è che era stratificata da diversi anni. Sul fronte antimafia, tra il gennaio 2018 e il maggio 2019 sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 647 persone, più di 118 milioni e mezzo di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro. Ai 1.695 interventi in ambito di spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, si aggiungono le frodi per oltre 746 milioni di euro scoperte a danno del bilancio nazionale e comunitario. Rimane poi il fenomeno degli evasori totali. È un numero che continua ad essere particolarmente elevato, sono quasi 1000 per il Veneto e quasi 1800 per il Triveneto. Sono soggetti che non presentano dichiarazione dei redditi, a cui dobbiamo aggiungere i soggetti che la presentano ma la presentano a reddito zero. Noi non molliamo mai e questo ci permette di raggiungere gli obiettivi, a dirlo il presidente dell'Umana Reyer, Federico Casarina, a 2 giorni dalla vittoria dello scudetto. Pian piano si assapora di più quello che è successo un paio di giorni fa, la soddisfazione, l'emozione che è stata vissuta da parte di tutti sabato sera è qualcosa di indescrivibile. Ora pian piano si ricomincia e si pensa già alla prossima stagione, si pensa già a organizzare quello che sarà il prossimo cammino, però con un'energia, con un sorriso diverso. A 2 giorni dalla vittoria che ha consacrato l'Umana Reyer nuovamente campioni d'Italia, squadra e staff si concedono un po' di meritato riposo, senza però tralasciare quelle che saranno le decisioni future, anche se ancora non trapelano indiscrezioni. La volontà è di cercare di riconfermare al meglio e il più possibile i ragazzi e lo staff che hanno dato veramente questa grande emozione a tutta la città di Venezia. Ci proviamo, ci crediamo, siamo convinti che la forza di questa squadra, di questa società sia il gruppo e vorremmo mantenere fino in fondo questa identità. Che si è sempre contraddistinta per la sua determinazione e umiltà. Anche il motto stesso che siamo fino alla fine sta a testimoniare, a determinare quello che è il nostro credo. Non molliamo mai, non vogliamo tornare mai indietro di un passo, cercheremo sempre di guardare avanti con sorriso, sapendo che ci saranno 1000 difficoltà, ma sappiamo che insieme possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Come alcuni punti che riguardano il Palasport Taliercio, negli ultimi giorni oggetto di qualche polemica. La regola è stata deliberata a maggio da parte della federazione e ci consentirà di poter giocare ancora al Palasport Taliercio i prossimi campionati a fronte di migliorie tecniche e strutturali che possono permettere di avere possibilità di stare al più fresco, come giustamente ricordava, e questo sarà il nostro impegno per poter portare avanti il progetto Taliercio. Per quanto riguarda la situazione del Palasport nuovo, la proprietà ha sempre espresso l'idea, la volontà di avere un contenitore importante non solo per il basket ma per la città di Venezia. Penso che la città ne abbia bisogno, noi speriamo, ci confidiamo, siamo fiduciosi. E gli festeggiamenti erano iniziati molto prima, la mattina in un Palasport Taliercio carico di tifosi entusiasti per un altro scudetto. La Coppa
Secondo scudetto in 3 anni, l'Umana Reyer ha conquistato ancora una volta il meritatissimo titolo di campioni d'Italia, la 4ª volta nella storia. Al termine di gara 7 in un tagliercio caldissimo, come direbbe coach di Sassari Pozzecco, ma soprattutto carico di tifosi, i ragazzi di De Raffaele hanno sconfitto l'avversario 86-61. Felice coach De Raffaele che si prende una rivincita sulle critiche subite nel corso della stagione. Secondo me questo è un capolavoro perché è frutto di lavoro, di un lavoro profondo, tanto lavoro, perché durante l'anno abbiamo avuto veramente 1000 problemi, nessuno ci credeva, questa è la verità, tranne noi, tanti problemi di giocatori, infortuni, ma anche di problemi che non sono venuti fuori, che la società è stata bravissima a tenere coperta, tanti problemi nei playoff, siamo arrivati con tante situazioni difficili, abbiamo recuperato giocatori, abbiamo coeso un gruppo e poi uno scudetto frutto di idee e di coraggio, le idee di essere stati coerenti con le nostre scelte, con i nostri giocatori, contro anche tante critiche. De Raffaele ha poi ringraziato la sua famiglia, presente in ogni momento, anche il più difficile. Poi spazio a una serata di festeggiamenti per tutti. In chiusura vi ricordo l'appuntamento come ogni lunedì con Ring, ospiti questa sera Erika Baldì del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico, Vincenzo Marinese presidente di Confindustria Venezia Rovigo e Federico Caner della Lega a 20:10. E poi non perdetevi l'appuntamento, si parlerà ancora di Olimpiadi. L'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 termina qui, io vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione nordafricana in ulteriore irrobustimento con tempo soleggiato e caldo in intensificazione. Vediamo il dettaglio di martedì 25 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno al massimo velato un po' su tutti i settori, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 34 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico in risalita dal Nord Africa si rafforza ulteriormente garantendo tempo stabile e ampiamente soleggiato, poche nubi anche a ridosso dei rilievi prealpini. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime roventi tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.